Molte dosi di AstraZeneca giacciono nei frigoriferi delle aziende, anche se molti giovani sarebbero disposti a fare il vaccino, ma non è ancora il loro turno. Si è conclusa la 4 giorni dedicata al Vax Day in Calabria. I numeri sono incoraggianti, anche se la regione è ancora ferma al penultimo posto in graduatoria fra le regioni. Proteste degli infermieri nel piazzale dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Le organizzazioni sindacali denunciano le criticità nel nosocomio. Un'intera famiglia distrutta dal Covid a Botricello, mamma e 2 figlie morte nell'arco di 20 giorni. Non ce l'ha fatta la 38enne di Corigliano Rossano, risultata positiva al Covid. 2 casi di Covid nel municipio di Mirto, il sindaco chiude l'edificio, è una scelta necessaria per il tracciamento dei positivi. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di vaccini perché più di 600.000 dosi di vaccino anti-Covid sono state inoculate in Calabria. Il Pfizer, il siero più utilizzato, in attesa però di completare la vaccinazione con le seconde dosi. Restano tante scorte nei frigoriferi di AstraZeneca, eppure tanti under 60 vorrebbero sottoporsi a vaccinazione volontariamente. Oggi siamo andati nel centro vaccinale di Lattarico, vediamo. Superata anche la soglia delle 600.000 inoculazioni in Calabria, 176.410 le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose. Solo 806 soggetti hanno ricevuto in monodose Johnson, ne restano più di 9.000 disponibili. È il Pfizer il siero più utilizzato con il 93% delle dosi fornite, segue il Moderna con l'86%. Sulla somministrazione di AstraZeneca, 111.000 dosi finora, pesano il fatto che la seconda inoculazione debba avvenire con un lasso di tempo maggiore rispetto agli altri antidoti, i limiti alla somministrazione per gli under 60, che probabilmente saranno rimossi a breve, e la diffidenza di molti per i casi di trombosi verificatisi durante la prima fase di utilizzo. Anche nel centro vaccinale di Lattarico in molti hanno rinunciato al vaccino a vettore virale, ma tanti invece sono pronti a farselo somministrare. Sicuramente la gente è diffidente perché tutti quanti pensano, alla maggior parte delle persone che vengono a vaccinarsi arrivano con le certificazioni di trombofilia, che è una delle controindicazioni al vaccino AstraZeneca, e quindi difficilmente si sottopone alla vaccinazione. Poi c'è gente, per esempio c'è una richiesta enorme di giovani che si vorrebbero sottoporre volontariamente alla vaccinazione AstraZeneca, che chiaramente non è possibile perché ancora non è autorizzata, almeno fino ad oggi. Terminati i Vax Days si è tornati alla normalità, ma rispetto al primo periodo si vaccina a ritmo più sostenuto. Nel centro di Lattarico, che serve diversi comuni dell'area, si riescono a somministrare 500-600 vaccini al giorno. Oggi si inoculano dosi Pfizer. Oggi qua c'è tanta gente che si è prenotata in piattaforma, sia come prima che come seconda dose, e nonostante i numeri siano abbastanza elevati, come potete vedere tutto scorre abbastanza velocemente e con tranquillità. Abbiamo pure quest'area esterna molto capiente, per cui la gente, chi accompagna il paziente che deve sottoporsi al vaccino può stare tranquillamente all'esterno, comodamente anche seduto, e attendere, che non sono attese enormi grazie alla disponibilità dei medici di base che si sono messi a disposizione per tutti i giorni, facendo dei turni a secondo il numero delle persone. Ci sono giorni in cui arriviamo ad avere 6-7 medici di base che vaccinano, perché a volte abbiamo fatto anche 500-600 vaccini. E a proposito di vaccini, si è conclusa la 4 giorni dedicata al cosiddetto Vax Day in Calabria. I numeri sono incoraggianti, anche se la regione è ancora ferma al penultimo posto nella graduatoria. 60.000 vaccini inoculati nella 4 giorni del Vax Days dedicata a San Francesco di Paola. Superati tutti i target grazie ad un lavoro straordinario dei 21 centri vaccinali dislocati su tutto il territorio, oltre ai 90 punti già presenti. Ma il dirigente generale della Protezione Civile calabrese Fortunato Varone parla anche di criticità e assicura che il vaccino AstraZeneca è più che sicuro. Da segnalare su questi 4 giorni che abbiamo avuto 40.000 slot di prenotazioni vacanti, quindi
ci sarebbe stato spazio per 40.000 persone per arrivare a 100.000 inoculazioni, 60.000 è un buon numero, però quello che è importante è invitare le persone a vaccinarsi. Il vaccino AstraZeneca è un vaccino sicuro, leggevo dai titoli, sentivo dai titoli del giornale che è morta una famiglia di Covid, si muore più di Covid che di vaccino, quindi il rapporto beneficio rispetto a quali possono essere poi le conseguenze del vaccino sono davvero molto bassi, quindi invitiamo tutti a vaccinarsi, anche perché se non completiamo le categorie che sono prestabilite, quindi gli over 80, i fragili e i 60-79, non avremo l'autorizzazione per vaccinare tutte le categorie con età inferiore. 65.000 dosi di Pfizer sono arrivate in queste ore, altre sono nei frigoriferi. Il nostro obiettivo è quello di continuare sui target che abbiamo fatto in questi 4 giorni. Sicuramente oggi magari ci sarà un po' un calo quasi fisiologico rispetto a quando ci sono queste giornate così intense, però contiamo di stabilizzarci sui 15.000 vaccini al giorno. Johnson & Johnson sono arrivati quasi 10.000 dosi. In questo momento non abbiamo dato l'autorizzazione alla vaccinazione con i Johnson perché stiamo cercando di capire con il generale Figliuolo di individuare una categoria di soggetti a cui inoculare questo vaccino. C'è stata qualche ASP che ha già iniziato, però diciamo, l'indicazione nostra era quella di tenerli fermi. La categoria caregiver presenta criticità e Varone dice: stiamo cercando di aggiornare tutti anche attraverso canali di comunicazione. La piattaforma è una piattaforma gestita da Poste, quindi dal livello nazionale noi abbiamo poca possibilità di intervenire immediatamente, però in questi giorni siamo stati sollecitati anche noi da tante persone. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di far vaccinare tutti e di stare vicino a tutti quanti i cittadini, e abbiamo aperto una serie di canali di comunicazione. Volevo segnalare intanto un numero regionale al quale segnalare eventuali discrasie sulla piattaforma, che è lo 0961 78 9775. Abbiamo aperto un'email nella quale mandare delle segnalazioni, soprattutto per le persone che hanno un numero di tessera sanitaria che non corrisponde a quella caricata sul sistema, perché nel tempo magari ci sono stati degli aggiornamenti e quindi i numeri non coincidono. E questa qui, la mail è info.vaccini@regione.calabria.it. Inoltre stiamo facendo ogni giorno una diretta Facebook con il nostro ingegnere informatico, il quale risponde alle domande degli utenti, e poi abbiamo aperto anche un canale Instagram dove abbiamo già ricevuto centinaia di messaggi e stiamo risolvendo i problemi a tutti quanti i soggetti. Considerate che per fare tutto ciò abbiamo fatto turni di 8 ore H24 con i nostri operatori, e quindi stiamo rispondendo anche la notte. Quindi chi dovesse avere problemi, di utilizzare questi 4 canali che ho dato per segnalarci le discrasie, e nel giro di 48 ore siamo in grado di risolverli. Intanto vi do una notizia: che sono in consegna altre 2,5 milioni di dosi di vaccino. Lo fa sapere la struttura del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, sottolineando che è iniziata proprio oggi la consegna alle regioni di 2,1 milioni di dosi Pfizer, mentre domani arriveranno le altre 360.000 dosi di Moderna all'hub nazionale di Pratica di Mare. Cambiamo argomento, parliamo di un sit-in che si è svolto oggi dalle 13 alle 15 di CGIL, CISL, UIL, FALS e Federazione Sindacati Indipendenti dinanzi l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. La mobilitazione è degli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera per chiedere le assunzioni. La salute si garantisce con le assunzioni, lo slogan dell'iniziativa. Sit-in bagnato dalla pioggia, dal piazzale dell'ospedale di Cosenza, qui i sindacati tutti insieme, uniti, vedete le bandiere alle mie spalle, ma tutto il piazzale è tappezzato di striscioni e bandiere, chiedono il rafforzamento del personale, qui li hanno chiamati eroi per un anno, nei fatti nulla però è cambiato, in corsia si resta a lavorare in pochi. Lucia Ianni, lei è una dipendente dell'ospedale, personale amministrativo, ci dice i numeri di quanto personale avrebbe bisogno questa azienda ospedaliera, quanto ce ne sono nelle corsie? Guardi, allora, considerati i posti letto che sono 400, abbiamo solo 400 infermieri
160 OSS, una centinaia tra tecnici di laboratorio e tecnici di radiologia. Di quanto avrebbe bisogno invece questo ospedale? Guarda, almeno di un 100 infermieri che si occupano dell'assistenza al paziente. Vincenzo Gaccione, lei è un infermiere, ha contatto con i malati in un anno difficile. Che cosa è cambiato in questo anno? Ma diciamo che non è cambiato quasi nulla rispetto all'anno scorso. C'è una differenza che l'anno scorso la pandemia ci ha presi a sorpresa e c'erano le buone ragioni che siamo messi in difficoltà, ma dopo un anno ancora si continua a stare nello stesso modo, anzi a peggiorare, perché ovviamente poi il personale facendo dei turni massacranti si stressa, soprattutto chi lavora in terapia intensiva come il sottoscritto, ma anche tanti altri colleghi, o chi lavora ai Covid di rianimazione in modo particolare. Ovviamente fare dei turni, doppio turni, tripli turni, poi con l'andare del tempo sono molto massacranti. Noi non ci spieghiamo, nonostante i vari decreti fatti dai governi, fiumi di denaro che ci promettono, che arrivano, e poi a livello periferico, nonostante che, come diceva la collega, abbiamo una graduatoria aperta con idonei che aspettano di venire a lavorare, non si assume. I problemi sono tanti, velocissimamente. Allora, Teodora Gagliardi, CGIL, una manifestazione oggi tra l'altro molto partecipata, nonostante la pioggia. Qual è la richiesta al commissario che voi avete citato tantissimo sugli striscioni? Sicuramente noi possiamo dire rieccoci, cara commissaria, a distanza di un anno chiediamo una programmazione corretta di tutto il fabbisogno, una programmazione di assunzioni che impedisca in casi di urgenza di dar luogo a manifestazioni di interesse che provocano la presenza all'interno dell'azienda di operatori che svolgono la stessa funzione con tipi di contratto diversi. Noi vogliamo che l'ospedale riparta e riparta veramente seriamente, con nuove assunzioni e soprattutto dando una dignità a questo hub che era il riferimento provinciale e regionale per tutta quanta la Calabria. Questo sia chiaro, noi siamo qui per manifestare proprio questo e per dare dignità ai lavoratori in questo caso. Ricordo, è un hub di riferimento regionale che è stato abbandonato in questo momento. Parliamo invece adesso del bollettino regionale, perché calano ancora i nuovi positivi in Calabria. Oggi se ne registrano 284, 6 le vittime con il totale che arriva a 1046, in calo invece di 7 unità i ricoverati in area medica e di 1 in terapia intensiva. Piccolo calo di contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, 284 i nuovi positivi su 4.360 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 61.511 dall'inizio della pandemia, quelle negative 668.649. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 96 a Cosenza, 83 a Catanzaro, 2 a Crotone, a Vibo Valentia 17 e 86 a Reggio Calabria. 432 i ricoverati in area medica, 39 in terapia intensiva e 6 le vittime, 2 nel Cosentino, 3 nel Catanzarese e 1 nel Reggino. E a proposito di vittime, non ce l'ha fatta la neomamma di Corigliano Rossano, colpita da Covid. Le sue condizioni si erano aggravate subito dopo il parto e deceduta al Mater Domini di Catanzaro. Invece a Botricello una famiglia è stata proprio sterminata dal coronavirus, la madre e le 2 figlie. Non ce l'ha fatta Concetta Zitari, la neomamma di Corigliano risultata positiva al Covid 3 giorni prima del parto. Il 26 marzo scorso aveva dato alla luce la sua bimba, Beatrice, all'Annunziata di Cosenza, con parto cesareo, ma il virus aveva già fortemente compromesso i polmoni. Concetta è riuscita a vedere solo una volta la sua Beatrice, una figlia che aveva tanto desiderato. Dopo il parto, infatti, le condizioni della 38enne si sono ulteriormente aggravate. È stata trasferita in rianimazione. In un primo momento sembrava rispondesse bene alle terapie, poi è subentrata un'embolia. È stata così trasferita a Catanzaro, al Mater Domini, dove è stata sottoposta ad ECMO, la respirazione extracorporea che supporta le funzioni vitali. Per 1 mese e mezzo ha lottato contro il Covid, ma nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, il cuore di Concetta ha smesso di battere.
A Botricello, comune del Catanzarese, invece, un'intera famiglia è stata stroncata dal Covid. Una mamma e le sue figlie sono morte nel giro di 20 giorni. Questa mattina nel reparto di terapia intensiva del Pugliese Ciaccio è deceduta una 54enne, stesso reparto dove 5 giorni fa era morta la sorella di 2 anni più grande e 20 giorni prima la madre di 75 anni. Adesso ci spostiamo a Castrovillari, dove nell'ospedale cittadino sono stati chiusi i reparti di ostetricia e pediatria dopo 3 casi di positività al Covid. Quarantena fiduciaria per il personale dei reparti di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Castrovillari dopo la presenza di un positivo nel reparto di ginecologia e di 2 positivi sempre tra il personale sanitario nel reparto di pediatria. Intanto in un comunicato stampa la direzione dell'ospedale precisa di non aver mai sospeso, nemmeno in tempi di rallentamento dell'epidemia, il controllo sugli operatori sanitari, oltre che sui pazienti naturalmente. Il tasso di infetti tra gli operatori infatti si è sempre rivelato più basso di quello della popolazione generale. Non solo, ma nel corso del tempo ogni caso scoperto positivo è stato messo in quarantena. Intanto il dirigente medico dell'ospedale, Raffaele Cirone, ha dovuto sospendere precauzionalmente per alcuni giorni i ricoveri presso i 2 reparti, assicurando però le emergenze e avviando la sanificazione di tutto il presidio ospedaliero. Per qualche giorno i parti non verranno effettuati presso l'ospedale. Nel comunicato si legge altresì la collocazione puntiforme delle positività rilevate in pochi ambiti ospedalieri e l'alto livello di protezione del personale. La direzione ASP è al lavoro per mettere l'ospedale quanto prima in grado di eseguire nel laboratorio del presidio test che diano in tempi brevissimi risultati affidabili sullo stato di infettività delle persone. E a Crosia adesso, dove il comune è stato chiuso per sanificazione dopo 2 casi di positivi al Covid fra i dipendenti. Intanto nel comune ex zona rossa la situazione va piano piano migliorando. La sede centrale del comune di Crosia chiude in via precauzionale per consentire le operazioni di igienizzazione e sanificazione. 2 dipendenti comunali sono risultati positivi al Covid. Attivata la procedura di tracciamento di quanti sono entrati in contatto con i contagiati. L'attività degli uffici sarà garantita attraverso le procedure di smart working. Sono stato costretto ieri ad emettere un'ordinanza di chiusura degli uffici perché abbiamo riscontrato 2 casi all'interno del settore finanziario del nostro comune, nella sede centrale del centro storico, quindi si è ritenuto opportuno proprio per evitare che ci possa essere qualche ulteriore contagio all'interno dei dipendenti. Abbiamo provveduto immediatamente alla sanificazione, quindi si sta procedendo per altri 2 giorni. Abbiamo garantito comunque i servizi per i cittadini e rimane aperta la delegazione giù a Mirto, allo Scalo, per tutte le esigenze e quindi tutti i servizi che eroghiamo giornalmente ai nostri cittadini, e molti dipendenti della sede centrale sono già al lavoro in smart working per dare appunto la possibilità a chiunque di poter beneficiare dei servizi comunali. Mirto Crosia ha abbandonato la zona rossa e si viaggia verso la normalità. Certo, si attende il risultato dei tamponi effettuati il 29 e 30 aprile, ma negli ultimi giorni la casistica è migliorata sensibilmente. Questa situazione, diciamo che sembrerebbe un po' allarmante, ma tutto sommato non lo è, perché in pratica noi usciamo da una situazione di zona rossa proprio una settimana fa, lunedì della settimana scorsa siamo usciti perché avevamo avuto dei numeri, diciamo, molto importanti, quasi 170 casi positivi, sono purtroppo per fortuna rientrati. Oggi ne abbiamo in 3 giorni solo 5 casi positivi, poi ci sono da contatto e tantissime fine quarantena, quindi diciamo stiamo cercando di tornare alla normalità. Questo episodio che si è verificato lo abbiamo voluto attenzionare proprio per evitare che si potesse in qualche modo aprire un nuovo focolaio. Cambiamo argomento. Domani la manifestazione all'Imbadi, promossa in concomitanza con il 5° anniversario dalla scomparsa dai familiari dell'imprenditrice Maria Chindamo, per chiedere verità e giustizia.
Domani 6 maggio è il 5° anniversario della scomparsa dell'imprenditrice di Laureana di Borrello, Maria Chindamo. I familiari che si battono per verità e giustizia hanno organizzato, insieme ad associazioni di categoria, un sit-in in Contrada Carini di località Montalto di Limbadi, davanti al cancello dell'azienda dove venne trovata l'auto su cui viaggiava Maria con il motore acceso. Da quel momento in poi dell'imprenditrice si persero le tracce. La vicenda è da 5 anni, perché domani è l'anniversario della scomparsa di Maria e sono 5 anni che siamo senza Maria, senza una verità, senza una giustizia, senza un'indicazione di saper cosa è successo quella mattina maledetta del 6 maggio davanti al cancello di Limbadi. Maria era una donna normale, una donna che conduceva una vita sana, bella, buona, in una buona famiglia. Maria a un certo punto, dopo tanti anni di sano matrimonio, di impegno personale, professionale, lavorativo, ha deciso di volersi separare dal marito. Il marito non ha retto e non è stato aiutato certamente e da chi gli stava intorno a questa notizia, e ha deciso di suicidarsi. E esattamente ad 1 anno da quel suicidio, Maria parte da casa per andare a condurre un lavoro davanti in una sua proprietà, qualcuno l'aspetta lì, l'aggredisce a morte, la fa scomparire per sempre. Da quel 6 maggio di 5 anni fa, io, la mia famiglia e, devo essere sincero, una parte consistente di comunità sana che abita questi territori, chiediamo incessantemente verità e giustizia. Ma da questo una certa giustizia sociale in qualche maniera è già arrivata, perché la storia di Maria ha ispirato tantissime iniziative che da 5 anni ad oggi si sono concretizzate in azioni sul territorio. Una in programma domani, una manifestazione, un sit-in davanti al cancello per ribadire che tutti quanti, noi familiari, le forze dell'ordine, la magistratura, le associazioni che ci stanno vicino, ma anche la gente comune, le scuole, non ci siamo stancati di avere pazienza e non ci siamo stancati di sperare che prima o poi la verità e la giustizia ci verrà restituita. Ci sono delle cose che si sono sapute che fanno venire davvero i brividi. Maria è non solo strappata alla sua famiglia, agli affetti, al suo lavoro, ma addirittura uccisa e fatta scomparire, macinata da un trattore o data in pasto ai maiali. Noi pretendiamo di sapere quello che è successo, lo pretendono tutti quanti, lo pretende la Calabria per bene, e i carabinieri e la magistratura sono davvero e fortemente impegnati per restituirci la verità e la giustizia il prima possibile. Parliamo invece adesso dell'operazione Platinum Dia contro l'Andrangheta. 33 le misure cautelari in carcere. L'inchiesta riguarda la cosca di Volpiano nel torinese. Nel mirino però degli inquirenti anche le famiglie Agresta e Giorgi, che gestivano società edili, bar, ristoranti e tabaccherie. I Giorgi di San Luca in particolare gestivano anche un traffico internazionale di stupefacenti. Gli affari dell''ndrangheta in Italia e all'estero. È scattata alle prime luci dell'alba a Torino, in Germania, Calabria, Spagna e Romania l'operazione Platinum Dia, coordinata dalla Direzione Antimafia di Torino. Droga, investimenti nel settore alimentare e alberghiero tra gli affari del sodalizio. 33 gli arresti che colpiscono le famiglie di Volpiano in provincia di Torino e il San Luca, considerata la mamma del crimine calabrese. Si tratta della famiglia Agresta, storico casato di mafia da tempo radicato nella cintura nord di Torino, e dei
Giorgi di San Luca, attivi anche in Germania. La famiglia Giorgi è accusata di gestire un traffico internazionale di stupefacenti che coinvolgeva, oltre a Calabria, Piemonte, Sardegna e Sicilia, anche il Land del Baden in Germania, dove i Giorgi gestivano una catena di ristoranti chiamati Paganini. Una mafia, sottolineano gli inquirenti, che non compie gesti eclatanti ma che cerca di reinvestire i soldi illeciti guadagnati con attività criminose. Nel corso del blitz seguite numerosi sequestri di beni costituiti da aziende, società cooperative ed edilizie, immobili, auto e conti correnti bancari e postali per un valore di diversi milioni di euro. Un'inchiesta che, secondo gli inquirenti, ha consentito di fermare gli affari illeciti dell''ndrangheta. E vediamo adesso la rubrica dedicata alla borsa. Rimbalzo per le borse del vecchio continente dopo le vendite della seduta precedente. Diffusi i dati ADP sull'occupazione a stelle e strisce che hanno evidenziato la creazione di 742.000 nuovi posti di lavoro. Generalmente positivi i numeri sull'attività terziaria dell'Eurozona e degli USA, anche se l'ISM Servizi ha sottoperformato le attese. Gli operatori continuano a monitorare la ripresa alle possibili pressioni inflazionistiche alimentate anche dagli stimoli fiscali in un contesto caratterizzato da elevate valutazioni per l'azionario. Ieri Janet Yellen ha dichiarato che un lieve aumento dei tassi di interesse potrebbe essere necessario per evitare il surriscaldamento dell'economia, precisando poi che le sue affermazioni non rappresentano né una previsione né un suggerimento per la Fed. Alcuni esponenti della banca centrale statunitense hanno poi ribadito che l'inflazione non andrà fuori controllo ed è improbabile che superi persistentemente il target del 2%. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude in rialzo del 2%, mediamente in linea con il DAX di Francoforte più 2,1%, il FTSE 100 di Londra più 1,7%, l'Ibex 35 di Madrid più 1,5%, il CAC 40 di Parigi più 1,4%, lievi rialzi anche a Wall Street per Dow Jones più 0,3%, S&P 500 più 0,4% e Nasdaq più 0,7%, con i tecnologici in rimonta dopo il sell-off di ieri. Intanto sul Forex l'euro-dollaro è pressoché stabile in area 1,20 e il cambio tra biglietto verde e yen si attesta a 109,25. Proseguono in rialzo le quotazioni del greggio con il Brent più 0,9 a 69,5 dollari e il WTI più 0,8 a 66,2 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia lievemente a 111 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,88. Tornando a Piazza Affari, avanzano soprattutto Stellantis più 7% dopo i dati del primo trimestre, CNH più 5,3% dopo aver pubblicato i conti e alzato le stime per il 2021, oltre a Tenaris più 4,5%. Ben intonata Intesa San Paolo più 1,4% dopo i risultati che hanno evidenziato un utile netto in crescita del 31,7% a 1,5 miliardi. Sottotono invece Telecom Italia meno 0,6%, poco mossa Italgas meno 0,4 dopo i risultati. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un debole fronte instabile transiterà sulla nostra regione nella giornata di mercoledì, in risalita dalla Tunisia, favorendo la possibilità di deboli piogge sparse, in particolare sui settori tirrenici centro-meridionali. Domani cielo tra poco parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite al mattino, specie sui settori ionici della regione. Temperature in lieve aumento. Domani venti deboli a regime di brezza ovunque, con mari quasi calmi o poco mossi. Calmo o quasi calmo il settore ionico catanzarese e reggino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.